Francesco Renga con Guardami Amore, ancora buongiorno da Paola 4, ben trovati, queste stelle di giorno su Studio 90 Italia fino alle 13 insieme, ma adesso è mezzogiorno, anzi mezzogiorno e 3 minuti e siamo pronti ad ospitare e avere qui coloro che fanno parlare molto di loro perché realizzano delle torte particolarissime e buonissime. Sto parlando di Torte Storte che si trova a Sant'Agata di Battiati in via Bellini. Saluto una dei direttori, ovvero Joanna, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Benvenuta Joanna e benvenuto anche il pasticcere di Torte Storte Sebastiano. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Sono due le socie praticamente di Torte Storte, quindi salutiamo anche Monica che è in vacanza, che sta forse sull'aereo in questo momento. Vabbè, riascolterà e sentirà sicuramente i nostri saluti. Bene, parliamo di Torte Storte, conosciutissimo nelle nostre zone, amatissimo tra l'altro questo posto. E, da quanto tempo esistete? Da quanto tempo esiste Torte Storte? Noi abbiamo compiuto già 3 anni, lavoriamo a tempo pieno 24 ore su 24, 7 giorni sul 7, aperti sempre per voi da 3 anni. Qual è la particolarità di Torte Storte? Di cosa vi occupate principalmente, a parte chiaramente le torte, però ci sono anche tante altre cose che fate? Il nostro punto di forza sono torte in pasta di zucchero, cake design, però facciamo anche dolci più particolari, pasticceria americana, cheesecake, red velvet cake, rainbow e la Torte Storte cake, e poi vi raccontiamo di quella. Ma facciamo anche buonissime granite, abbiamo vinto diverse volte a Nivarata, da Cirale, perciò anche pasticceria classica. Con quale granita avete vinto? Sono curiosa. La prima volta abbiamo vinto con la granita molto fresca estiva al basilico e al limone con fragolina di bosco. Buonissima. Che finora abbiamo tantissimi clienti che vengono a gustarla da noi. E la seconda volta con la mandorla, proprio la classica mandorla fatta con mandorla di avola. Che buonissima. bontà, che bontà. Ma quest'oggi vedo, infatti si può vedere anche dal nostro video su studio90italia.it, potete guardare anche cosa sta accadendo in questo momento su Studio 90 Italia. Gli amici di Torte Storte hanno portato questa torta buonissima. Conosciamo subito il pasticcere Sebastiano, buongiorno. Ciao. Che torta è? Di cosa si tratta? Allora, questa qua è una classica torta americana. Sì. Che noi abbiamo fatto nostra, la nostra tradizione. Come si chiama, abbiamo detto? Torte Storte Cake. Quindi Torte Storte Cake, proprio l'emblema praticamente di Torte Storte, Certo, perché Torte è Storte Cake. Come è realizzata? Questa qua è fatta con un pan di Spagna molto cioccolatoso, Sì. il tipo del devil cake. E poi mettiamo del frosting, quindi una crema di formaggio con degli strati poi alternati di variegato allo Snickers. Quanto tempo ci vuole per prepararla intanto? È un'oretta. Un'oretta. Facciamo partire la base, caro Giachi, perché cerchiamo di captare qual è la ricetta di Torte Storte Cake con Sebastiano. Ricominciamo, quindi quali sono gli ingredienti? Quindi gli ingredienti sono un frosting alla Philadelphia. Sì. Quindi un formaggio cremoso che dà quel gusto dolce a questa torta. A spezzare poi c'è un variegato allo Snickers con Nutella, quindi sono degli strati alternati di queste creme. Poi abbiamo un altro strato con il burro di arachidi, una crema al burro di arachidi che dà quel salato, diciamo, a questa torta molto dolce. E poi si ripetono 2 strati di questa crema e pan di Spagna, quindi sono 3 di pan di Spagna e 2 di crema, di farcitura. Tutto ricoperto da questa ganache al cioccolato fondente che è dolcissima, buonissima, e i ciuffoni poi con questa crema di arachidi. Esatto, stavo per chiedere proprio quelli, i ciuffoni come sono realizzati, proprio la crema di arachidi, sì. Che potete vedere, ripeto, sulla nostra pagina, e non solo, perché siamo anche in video in questo momento. Quindi tempo di preparazione un'ora, Sì, un'oretta circa, sì. si amalgama Ma il solo tutto. di assemblaggio, poi giustamente il tempo del pan di Spagna, delle creme ci vuole più. Ci vuole un po' più tempo, quindi tempo. vi consiglio di andare da Torte Storte a magari provarla. l'assaggiate e poi... È più veloce, sì. mi sa che è più veloce, cari amiche. Certo. E invece qual è il segreto della cheesecake? Una cheesecake buona, come deve essere? Deve essere Visto che voi cremosa siete... al taglio e con un croccante poi biscotto sotto che non deve essere nemmeno troppo spesso, quindi è molto sottile e delicato. Poi Quindi mi raccomando la scelta dei biscotti, amiche, quando provate a realizzare la cheesecake, Certo. perché quelli Questo sono digestive. fondamentali. Ecco, Digestive. Ma è più buona quella fredda secondo te, caro pasticcere Sebastiano, oppure l'altra? Sì, è più gradevole in estate quella fresca perché magari tu metti quella crema alla frutta che ti dà quel sapore poi estivo. In inverno poi quella classica al forno è il top. Chiedo a Joanna invece qual è la torta più richiesta da Torte Storte? È sempre la cheesecake. A proposito, è sempre infatti. la cheesecake, la classica che noi serviamo anche con la frutta fresca, fragole, fragolina di bosco, che ne abbiamo bontà particolarmente in questo periodo.
e Oreo cheesecake con biscotti Oreo e Nutella. Che bontà. Ma prima di chiudere vogliamo anche informare i nostri amici in ascolto che da Torte Storte trovate anche dei dolci per chi non può per esempio mangiare glutine o altro, no? Quindi senza glutine. Sì, noi facciamo anche pasticceria salutistica per chi ha intolleranze, non soltanto senza glutine ma anche senza latticini, senza uova, perciò chi ha qualsiasi tipo di intolleranza può venire da noi e noi siamo in grado di preparargli una torta che può gustare. Quindi viva Torte Storte, io ringrazio tantissimo Ioanna per essere stata con noi. Grazie a Salutaci voi. anche Monica, buone vacanze a lei, grazie al nostro Sebastiano, complimenti davvero, andate a trovare gli amici di Torte Storte in via Vincenzo Bellini 4A, Sant'Agata di Battiati, perché sono aperti 24 ore su 24, quindi trovate tutto ciò che vi piace, poi sono anche molto molto particolari, quindi andate da Torte Storte. Grazie per essere stati con noi. Ciao, vi aspettiamo da noi. Ciao. E li salutiamo con una canzone bellissima che annuncerà la nostra Ioanna a questo punto, la canzone di Giovanotti, Ragazza Magica, quindi diventa speaker. Vai Ioanna. Allora, vi invito tutti di ascoltare la nuova canzone di Giovanotti, Ragazza Magica. Grazie!